Buongiorno a tutti. Ho aderito molto volentieri all'invito che mi è stato fatto di partecipare, di dire qualcosa a questo convegno sui contratti di fiume. Ma intanto come autorità di bacino aderiamo sicuramente a questa iniziativa, anzi nel piano di gestione nostro, nel piano di gestione del distretto del Veneto orientale, ci sono ben due misure tra le azioni supplementari proprio tese a favorire il contratto di fiume. C'è una misura supplementare a livello distrettuale proprio che parla in senso generale di questo, quindi di favorire i contratti di fiume, credendoci all'efficacia di questo strumento, e poi una misura supplementare in particolare per il Brenta-Bacchiglione e precisamente il contratto di fiume Astico-Tesina. Ecco, il contratto di fiume Astico-Tesina è già partito, è già stata fatta la prima fase, però appunto adesso ci sono evidenziate le prime difficoltà e comunque, vabbè, insomma. Abbiamo aderito inoltre al contratto di foce, prima si parlava del contratto di fiume, di foce, eccetera, e così, e quindi di cui poi oggi se ne parlerà abbondantemente. Questo per dire insomma che nell'ambito delle attività dell'autorità di bacino queste misure e questi strumenti sono sicuramente sostenuti. Sulla necessità del coinvolgimento della popolazione, degli stakeholder, anche su questo già da anni l'autorità si è mossa, e in particolare nella regione Friuli Venezia Giulia, che è appunto l'altro ambito territoriale in cui ci muoviamo, sono stati fatti dei laboratori cosiddetti, ma insomma la sostanza più o meno è quella. Il laboratorio Livenza per individuare gli interventi da mettere in atto per salvaguardare la città di Pordenone, il laboratorio Isonzo conseguente al contratto di Osimo, il problema che c'è sull'Isonzo tra Slovenia e Italia. La Slovenia ha per 2/3 il bacino dell'Isonzo nel proprio territorio e rilascia l'acqua in maniera pulsante perché la sfrutta a fini idroelettrici, e quindi c'era da realizzare una traversa di rifasamento per poter utilizzare per l'agricoltura con una certa continuità l'acqua, per cui appunto l'opposizione della popolazione e quindi un laboratorio di questo tipo. Un altro laboratorio sempre legato al transfrontaliero con la Slovenia sul Vipaco, che è un affluente dell'Isonzo, e così via. Ne abbiamo uno in atto ancora con la Slovenia, insomma, per dire che questa forma, però se posso dire qualcosa, io ho avuto anche, non come segretario del territorio, ma come commissario per l'emergenza socio-economica ambientale per i canali di Venezia, ho messo in piedi un contratto di canale, il contratto di canale ha funzionato bene, è stato un contratto sottoscritto tra ministeri, amministrazioni regionali, provinciali, comunali, aziende private interessate agli interventi e addirittura gruppi di altre aziende rappresentate da avvocati, perché appunto tutto questo insieme di opere, pensate che questo contratto è di oltre 900 milioni di euro, complessivamente i lavori da realizzare, un contratto volontario sottoscritto da tutti, approvato da tutti, e lì però c'è una crepa che si è verificata, per cui questo è una sollecitazione che do ai lavori di oggi. Non basta arrivare alla sottoscrizione volontaria da parte di tutti, ci vorrebbe poi una normetta che dice che nel momento in cui un'amministrazione vota e cambia, l'amministrazione successiva non può mettere in discussione il contratto che è stato siglato dall'amministrazione precedente, perché altrimenti non le finiamo mai. Ed è successo proprio questo nel contratto di canale qua di Porto Marghera, dove un'amministrazione a un certo momento si è un po' sfilata e quindi il palco non regge. Quindi deve essere sicuramente volontario, deve partire dal basso, deve esserci la gente, lì dentro c'era addirittura il consiglio di quartiere, abbiamo fatto
abbiamo fatto delle assemblee dove all'inizio questa proposta non era stata accolta dalla popolazione. Lavorandoci un anno insieme siamo riusciti poi ad avere il 92-93%, non so se ti ricordi, di adesione della popolazione interessata da questo intervento. Però poi ci vogliono regole chiare e probabilmente noi le regole chiare non è che le amiamo tanto. Grazie e buon lavoro per oggi.